qua con la sindaco di Acicatena, Margherita Ferro. Domani questa decisione dolorosa ma che lei ha chiamato cura. Come intende agire a partire dall'indomani di questa dichiarazione di dissesto? Ma guardi, innanzitutto tutelando i miei cittadini, perché il bene assoluto di un'amministrazione sono i servizi che possiamo dare ai nostri cittadini, quelli che noi non faremo mancare. L'esposizione debitoria che ci viene certificata sia dagli uffici contabili che dai revisori dei conti non permette più, su indicazione loro, di poter far fronte a quello che è il carico debitorio. Come amministrazione in questo anno abbiamo messo ordine a quelli che erano i documenti finanziari e infatti abbiamo varato quello che era il bilancio 2021, il rendiconto 2021, il bilancio di previsione 2022 e domani con il rendiconto 2022 e soprattutto con la relazione da parte dei revisori dei conti e l'indicazione da parte dell'ufficio economico finanziario, noi non possiamo, il Consiglio Comunale non potrà che non dichiarare il dissesto finanziario.